Mentre eravamo sopra è crollato il tetto, è venuto giù e là abbiamo sentito proprio un calore che veniva su e ci siamo distesi tutti quanti. Io mi sono girato, ho visto il mio, perché chiaramente anche tra il sudore che c'era e l'acqua stava proprio fumando il calore che si era sviluppato dal crollo del tetto. E chiaramente noi eravamo tutti lì intorno chiaramente per cercare di confinare l'incendio, ma quello là è stato proprio, là ho sentito proprio il cuore che andava a 1000. Aveva 27 anni e appena 5 di esperienza Andrea, quando in una sera di turno come tante altre al comando di Mestre è stato chiamato per quella che è stata l'uscita forse più impressionante della sua vita lavorativa. Il teatro La Fenice stava bruciando e si doveva intervenire. Erano le 9 di sera quando due appartenenti alle forze dell'ordine hanno chiamato in caserma per dire che vedevano del fumo vicino al teatro La Fenice. Sono partite immediatamente due squadre dalla sede centrale di Venezia, io sono partito insieme a loro e siamo arrivati alla Fenice, abbiamo aperto il teatro e siamo entrati. Ho visto tutti i colleghi stavano correndo a destra e a sinistra per prendere posizioni, praticamente per attaccare l'incendio. Mi ricordo che c'è stato un tecnico dell'Enel che mi ha detto: guarda che avrei bisogno di un tuo supporto perché i tuoi colleghi stanno lavorando una parte in tensione e chiaramente mi sono staccato un attimo e ho aiutato questo tecnico a staccare, a sganciare. Poi ho preso la mia scala e sono scappato via per fare l'intervento. Le fiamme altissime e la difficoltà di contenere l'incendio. Venezia era illuminata a giorno dal fuoco e il teatro si vedeva bruciare dal Ponte della Libertà. Abbiamo sentito il rumore del fuoco che sta avanzando lungo la tromba delle scale, abbiamo lasciato il posto perché altrimenti verremo coinvolti dalle fiamme che stavano avanzando. Ci siamo salvati anche perché con l'aiuto dei colleghi del nucleo elicotteri che hanno gettato quintali d'acqua. La speranza di salvare la Fenice era ormai sbiadita, l'obiettivo contenere l'incendio affinché non si propagasse alle case vicine. Bisognava proteggere la città, bisognava proteggere le case vicine, bisognava proteggere i tetti di Venezia, bisognava procurare acqua perché i canali vicino alla Fenice erano chiusi perché li stavano pulendo, bisognava trovare l'acqua, quindi abbiamo posizionato la motonave in servizio al porto, l'abbiamo posizionata in Canal Grande e con delle tubazioni abbiamo portato tanta acqua per affrontare un incendio che necessitava di tanta acqua. Alle volte ripercorrendo le stesse strade e pensando a quello che è stato perso, però sapendo che abbiamo fatto un'opera immensa perché lavorare in quelle condizioni al buio, con acqua chiaramente che c'era e quindi poca acqua perché avevamo dei problemi un po' di acqua e quant'altro, e siamo riusciti a contenere l'incendio che non andasse a intaccare le case limitrofe. E la Fenice, fedele al suo nome, risorse.